Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua. In questo nuovo video io intanto mi incomincio a spostare di qua per guardare ed ascoltare quella che sarà, anzi quella che è stata la conferenza stampa di Mister Ranieri in vista della partita con Lecce. Io già sono pronto psicologicamente alla domanda cosa proverà ad affrontare il Lecce, perché tanto abbiamo capito che il livello è quello, quindi io direi subito di andare qua su YouTube e vedere un po' cosa è stato detto. Quindi conferenza stampa Ranieri, proprio facciamo tutto insieme. Non l'ho vista, quindi non so cosa abbia detto nella maniera più totale. E vediamo, sono curioso. Sono curioso di sapere le domande del cazzo che gli sono state fatte stavolta. Ranieri, Non... subito le Ah, domande. ok, pensavo non Buongiorno a cominciasse. tutti dal Cray Sport Center, conferenza stampa di mister Claudio Ranieri, subito le domande. Buongiorno mister, Lele Casini in Radiolina e Videolina. Innanzitutto la situazione degli infortunati, perché chiaramente il tema, visti i tanti che hanno avuto problemi prima di Genova e anche durante. E poi l'altra è cosa ha lasciato quel 3-0 contro il Genoa, soprattutto i ragazzi, dico, grazie. I ragazzi stanno recuperando, chi più, chi meno, chi da infortuni vari, chi da influenze varie. Alcuni non si sono allenati fino a oggi, che hanno ripreso a fare qualcosina, per cui domani vedrò meglio tutto. Che cosa ha lasciato? Beh, vediamo quello che lascerà, lo vedremo domenica in campo. Sicuramente è stata una doccia gelata, che forse ci voleva perché dopo una serie di partite così belle, così importanti, il Genova ci ha mangiato, onestamente. E adesso incontreremo una squadra che al 90%, se non al 100%, ha già la Serie A in tasca. È una squadra che tra tutte quelle di Serie A è la squadra che ha vinto di più i duelli individuali tra tutte quante. La seconda è il Verona, per cui sarà una partita stile Verona, molto combattuta, molto difficile, e sarà importante fare il risultato, perché per noi può valere un passo nella permanenza. Allora, mister mio, io ti voglio un sacco di bene, ma veramente tanto. Io ti adoro alla follia. Però che questa doccia gelata che è stato a Genoa, che doccia gelata alla fine non è. Dire che ci può fare bene, no. No, cioè per come la vedo io, no. Assolutamente no. Ci hanno mangiato? Assolutamente sì. Non ci hanno mangiato, ci hanno sbranato. Ci hanno sbranato. Ma non ci può fare bene, perché il Cagliari, oltre ai risultati, aveva bisogno di continuità di prestazione. Noi siamo scesi in campo palesemente contro il Genoa troppo assuefatti per quello che era successo nelle scorse partite. Ed è palese, palesissimo, come in realtà la squadra, secondo me, fosse convinta che si sarebbe portata a casa tranquillamente il pareggio, giocando in ciabatte, e che il Genoa non avrebbe opposto resistenza perché era già salvo. Ma fortunatamente il Genoa le gioca le partite e ci si sono magnati e ricagati. Quindi una doccia gelata che ti fa bene, no, perché era una doccia gelata che tu dovevi evitare come la peste. Invece non l'hai evitata, anzi hai fatto modo e maniera di subirla, questa doccia gelata. Quindi che ci possa fare bene, ho veramente i miei forti dubbi. Fabiano Gaggini dell'Unione Sarda nel post partita ha fatto comunque i complimenti alla squadra, ha tirato fuori anche dei dati, no, possibilmente positivi per quanto riguarda la corsa. Il giorno dopo invece cosa ha detto la squadra?
No, ho detto quello che ho detto a voi, non ci sta a perdere una partita, l'importante è rimetterci subito sul pezzo e dobbiamo dimostrare di saper reagire. L'abbiamo fatto più volte, ma qui siamo proprio al turno finale, al rettilineo finale e dobbiamo fare del nostro meglio. Abbiamo detto più volte, lei ha detto più volte quanto è importante Mina per il Cagliari, oggi ancora di più dopo la partita di Genova? Beh, no, lo sapevamo quanto era importante Mina, perché da quando è arrivato la squadra ha cambiato volto, ha cambiato fisionomia, ha dato tranquillità e sicurezza a tutti quanti. L'avevamo visto, è mancato contro il Monza, abbiamo perso, è mancato contro il Genova e abbiamo perso. Per cui per noi è un giocatore importante e imprescindibile. Vedi, io devo rispondere prima perché poi me le scordo le cose. Che cazzo ha detto? Perdonatemi, eh. Qui siamo proprio al turno finale, non ci sta a perdere una partita. Ecco, ci sta a perdere una partita. Sì, ci sta a perdere una partita perché è ovvio che non le puoi vincere tutte e 38. Tutto sta nel come. È sempre il come il problema, non il risultato finale. È il come. È il come, mister. È il come. L'importante è rimetterci subito sul pezzo. Staremo a vedere. Voglio proprio vedere domani che cazzo combinano. E dobbiamo dimostrare di saper reagire. L'abbiamo fatto più volte, ma qui siamo... Ancora di più dopo la partita di Genova? Beh, no, lo sapevamo. È mancato contro il Monza, abbiamo perso. Ah, e ovviamente non è che se ci fosse stato Mina in campo la situazione sarebbe stata tanto diversa, secondo me, Importante e imprescindibile. Enrico Gaviano, Nuova Sardegna, ci sono dei recuperi in avanti, quindi più possibilità, più scelte per Ranieri, parlo di Lovumbo e anche Petagna che probabilmente ha migliorato la sua condizione. È Sì. importante tutto questo. Tutti sono importanti, ho rivisto sul campo anche Pavoletti, anche Mancoso, anche se a parte l'ho visto cominciare a correre sul terreno di gioco, e tutte queste cose sono tutte piccoli flash positivi. E io devo avere a disposizione tutti quanti per poter poi scegliere i primi 11 e poi avere a disposizione gli altri 5 che quando entrano mi sembra che facciano sempre molto bene. Io sono contento per Luvumbo, anche perché Luvumbo era una squalifica e quindi non mi pare avessi infortuni di nessun tipo. Petagna, io per quanto voglia bene a Petagna e lo ritengo comunque un giocatore strutturalmente molto utile, sia per sue caratteristiche fisiche che per sue caratteristiche di gioco, in questo momento mi sento comunque di privilegiare Shomurodov, quantomeno per il momento di forma che sta avendo l'Uzbeko, che è veramente tanta roba. Poi staremo a vedere, magari ci sarà Petagna che farà gli sfracelli, me lo auguro. Buongiorno mister, Francesco Resu 131. Ha paragonato la sfida di domenica con quella col Verona, una partita che era stata caricata di tante aspettative, poi alla fine arrivò solo un pareggio. Ecco, c'è il rischio che anche domani ci sia troppa pressione, magari la squadra non reagisca nel modo giusto? Non è che c'è troppa pressione e la squadra non reagisca nel modo giusto, è che ci sono gli avversari che giocano in una maniera determinata. Se hanno vinto più duelli di tutta la Serie A, significa che è una squadra compatta, che gioca e si aiuta l'uno con l'altro, che se manca un centrocampista c'è subito una punta che rientra e ricompatta la squadra. Significa che è una squadra che sa quello che deve fare, è molto intraprendente, gioca con due punte che si muovono molto, per cui ci sono delle difficoltà e non è soltanto per il peso della partita che noi dobbiamo vincere, è che c'è una squadra là davanti che cercherà di vincere lei la partita, per cui ci saranno delle difficoltà come ci sono state contro il Verona. Questa è la prospettiva che ci aspetta domenica, e il pubblico è stato sempre dalla nostra parte e domenica ancora di più, perché ci sarà da sudare le 7 proverbiali camicie. Sicuramente sarà tosta perché l'ho detto pure io nel video pre-partita del file. Lecce non è una, non è una squadra facile,
Però se siamo riusciti in qualche modo a sfangarla al via del mare, ce la possiamo fare anche qui. Infatti uno degli elementi su cui punterei, e sono sicuro che qualcuno dopo tirerà fuori l'andata con Oristagno e quant'altro, e punterei sul dinamismo, punterei molto molto sul dinamismo. Quindi, per carità, il Lecce sarà la squadra numero uno per duelli vinti e quant'altro, però proprio per questo, se loro sono abili nei duelli, nei contrasti e tutto quanto, tu devi cercare di giocare in un modo che possa non portare la squadra avversaria a creare questi duelli. Quindi così mi viene in mente un gioco che a me non piace, che mi ha personalmente stufato, ma l'unica questione per limitarne un po' è il gioco dall'alto. Però loro giocano con Baschirotto come difensore centrale, quindi boh, staremo a vedere come la preparerà il mister. Sì, mister, buongiorno, Giacomo De Silva. Le chiedo sempre a proposito del Lecce, che cosa è cambiato, almeno da quello che ha analizzato lei, da quando c'era D'Aversa a quando c'è Gotti? Perché abbiamo visto comunque una squadra nell'ultimo periodo ha innescato una serie di prestazioni anche convincenti, è cambiato molto mentalmente. Tatticamente invece? Tatticamente, beh, prima erano abituati a giocare con un 4-3-3, adesso giocano con un 4-4-2. Ho letto un'intervista di Gotti dove diceva che prima le due punte erano in antagonismo, invece adesso mettendoli tutte e due si aiutano l'uno con l'altro e aiutano la squadra. Per cui ha dato tranquillità, ha dato coscienza di quello che possono fare, e per questo nelle ultime partite la squadra che ha fatto più punti di tutte quelle che sono in lotta per la salvezza. Dipende sempre contro chi l'hanno fatti, perché, per carità, senza voler sminuire troppo il Lecce, però io adesso vado a vedere un attimo quello che è stato il calendario, così, giusto per averci anche un rendiconto. Beh, nelle ultime 1, 2, 3, 4, 5 partite hanno pareggiato 0-0 con la Roma, e da quello che mi è stato detto, poi qualcuno me lo dirà, manca un rigore nettissimo a quanto pare per la Roma. Hanno perso 3-0 con il Milan a San Siro, hanno vinto con l'Empoli, hanno vinto con il Sassuolo e hanno pareggiato all'ultimo secondo con il Monza. Quindi il livello delle avversarie sicuramente è una squadra buonissima. L'ho detto io in primis. Però bisogna, secondo me, anche valutare bene la tipologia di avversarie. Come ha sempre detto anche il mister, le vittorie e le sconfitte sono molto molto difficili da dover gestire, perché ti possono portare a a un'euforia eccessiva o tra virgolette, a una depressione che non ha senso di esistere. Purtroppo è così, perché dietro il risultato sportivo in realtà si nasconde altro. Io non posso giudicare le prestazioni in campo del Lecce perché non l'ho visto, però i risultati mi dicono che comunque sì, ha fatto punti, ma contro squadre che, diciamo, non stavano brillando. Posso chiedere dei giocatori che sono acciaccati, no? Che non hanno giocato a Genova, oppure Faccio che... prima a dire quelli che solo stanno quelli, bene. tra quelli che sono acciaccati, quelli che stanno meglio. Allora, ho visto Ristagno che sta un pochino meglio, Dossena che sta un pochino meglio, Nandez che pur pieno di influenza lo vedo già meglio. Mina ancora non lo vedo. Ecco, quando la preoccupa questa situazione con l'infermeria alla vigilia di questa partita, di questo rush finale, perché voi siete arrivati con tante scelte in qualche modo, proprio nel momento migliore, e poi
col Genoa è iniziata questa ecatombe. Sì, e questo è vero, però ecco, non ci piace piangerci addosso, chi giocherà darà tutto se stesso per far sì che il Cagliari faccia una partita positiva. Ecco, questa cosa di Mina non ci voleva, perché un po' più di solidità difensiva serviva, e serviva uno col suo carattere, con la sua garra, con la sua grinta, col suo modo di approcciare alle partite. Sarà un'assenza pesante, probabilmente. Io spero che sia soltanto pretattica e che in realtà poi Mina scenda in campo tranquillamente, però se così non fosse, sarà una brutta perdita. Tra i giocatori che non sono entrati in campo domenica mi ha incuriosito il fatto che non sono scesi in campo Makumbu e Sulemana. Allora lei non ha sentito quello che ho Sì, detto prima? Allora però vuole lui- che lo ripeto davanti a tutti? No, è lui che non deve fare la domanda su Makumbu. No, non l'ha fatta proprio per quello. Io la posso fare. Certo, lei la può fare. Immagino, siccome sono due giocatori su cui lei ha insistito parecchio, soprattutto in base allo stato di forma, immagino che domenica siano fra l'11 titolare. Ma chi è l'altro? Ho parlato di Makumbu e Sulemana. Ah, sì, potrebbero essere. Ha fatto un accenno al pubblico. Meno male che non sono l'unico che pensa che i giornalisti non tutti, però alcuni giornalisti che fanno le interviste in conferenza stampa, mamma mia ragazzi, mamma mia. Grazie mister, che mi dai ragione, grazie. Che è sempre stato Sì, no, il ancora pubblico- una volta sarà sold out. Ecco, siccome è una partita delicata, potrebbe essere decisiva o quasi, cosa si sente di dire al pubblico oltre alla consueta spinta da dare? No, è quello che sarà una partita difficilissima, lottata, combattuta sopra tutti i palloni, ogni centimetro del campo, e deve darci quello che ci ha sempre dato, spinta, voglia di lottare per vincere, saper pazientare, perché nulla sarà facile, ci dovremo conquistare metro per metro sul campo, perché lì c'è questo. Sicuramente, secondo me l'influenza del pubblico in un momento come questo può avere solo un rafforzo positivo psicologicamente parlando, quindi io sono sicuro che nei limiti del possibile la squadra trarrà vantaggio da questa cosa. Sì, mister, c'è un po' anche da parte sua una motivazione in più, forse perché stiamo assistendo a una stagione da parte sua singolarmente, prendiamo anche un po' come si fa con i calciatori, no? Stagione singola, si fanno tanti gol, però da parte sua forse quest'anno c'è stata davvero un fare la differenza dalla panchina per scelte, per tante cose, l'entusiasmo che ha portato col pubblico. Ecco, la salvezza è la ciliegina sulla torta su una delle sue migliori stagioni in assoluto, per quante ne ha fatte tantissime. La salvezza per me vorrebbe dire che nei 5 campionati di Cagliari sono riuscito a far bene, e questo per me è la cosa più importante. La cosa più importante è aver riportato tanta gente allo stadio, e mi auguro sempre che i nostri tifosi siano orgogliosi della propria squadra. Ecco, questo a me piace. Io sono contento quando vedo i tifosi contenti. Poi io credo di essere l'allenatore bravo è quello che sbaglia di meno. Ho le mie colpe, faccio i miei errori come tutti quanti noi. Spero di farne sempre di meno, perché è importante, soprattutto in questo momento. Alzo le mani, però io voglio bene al mister, non mi sono mai nascosto dietro a un dito, ma da qui a dire che questa è forse una delle migliori stagioni di Ranieri a livello di allenatore, no. Poi ovviamente il giudizio finale dipenderà molto da quello che è l'esito di questa stagione, ma a prescindere
secondo me nella carriera di Ranieri sono altre le stagioni che possono brillare di luce propria e non di certo questa. Sul centrocampo però non mi deve odiare, perché poi lei è stato difensore da giocatore, ma da allenatore è un ottimo trequartista, perché se ne va sempre in dribbling, però... ma mai come questa volta, onestamente. Devo proprio tirare la rete su e vedere che pesce ho preso. No, infatti la domanda su Genova e il centrocampo erano scelte tecniche o scelte fisiche? Che Tutto quello che ho fatto a Genova erano scelte di tutto un mix. Sì, okay. Per non affaticare chi non stava tanto bene e chi invece poi magari durante la partita è stato male, metti Oristanio, tutte queste piccole cose. Io non avrei voluto far giocare per esempio Nandez per niente, perché sapevo che stava con febbre, con tutto. Però quando ti si fa male Oristanio, dopo metti un terzino e dico ne metto un altro, dico così non arriviamo mai. Per cui tutte le scelte che ho fatto erano sempre soppesate, perché come dico sempre i problemi della pentola li sa il coperchio. Io faccio il coperchio, cerco di far uscire meno cose fuori, no? Sì, no, perché non mi piace avvantaggiare la squadra avversaria. Poi magari sono criticabile, no? Perché non ha giocato Tizio, non ha giocato Caio, vabbè, fa parte del mio lavoro, ormai le spalle ce l'ho belle grandi, non è che mi preoccupa questo. L'altra domanda era sulla Padula, perché lei l'ha inserito subito all'intervallo, come lo vede, come l'ha visto anche in questa settimana, perché era uno dei giocatori che non stava bene in precedenza, adesso sfida il Lecce. Sta sempre meglio, così come Petagna, oggi ha fatto un ottimo allenamento e mi fa piacere, perché ecco, più giocatori io possa avere a disposizione e poter contare su di loro, sbaglio, ma sbaglio sempre poco, perché poi dopo se non l'ho messo subito perché dico è meglio partire con uno e non con l'altro, e poi dopo vedendo la partita ho sempre la possibilità di cambiare. È quando non stanno bene che allora si nota di più le discrepanze di un allenatore o di una squadra. Quando stanno tutti bene va tutto bene. Al di là delle... Io non lo so perché, però oggi in questa conferenza stampa Ranieri mi sta dando un botto le vibes di Federico Buffa. Cioè io starei a sentirlo parlare per ore, ma proprio ore. Potrebbe parlarmi di qualsiasi cosa, io lo ascolterei per ore. Tra l'altro mi è arrivata adesso, non è una sponsor, 22 minuti di video, una notifica di OneFootball che dice Cagliari un nuovo forfait in vista, pronto un forfait per Ranieri, Jankto verso l'esclusione dalla lista dei convocati. Ok, vabbè, per quello che stava portando Jankto nell'ultimo periodo a Cagliari non mi sembra un'esclusione che faccia mettere a noi tifosi le mani nei capelli, perlomeno per chi ce l'ha, non de certo io. Dai, andiamo che è quasi finita. Le scelte tecniche di chi c'è e di chi non c'è, l'idea di partire con la difesa a 4 domenica potrebbe essere qualcosa di concreto? Potrebbe essere qualcosa di concreto. Loro giocano con 2 attaccanti molto bravi che si aiutano e si fanno. Posso giocare con la difesa a 3 in modo che li schermiamo molto bene, o posso giocare come abbiamo quasi sempre giocato, insomma. Grazie a tutti. Grazie. Ah, mazza, è finita già. Ah, è da 2 minuti Ah, ok. Ok. Dio, non so quale sia delle due opzioni quella migliore, per come piace giocare a me, cioè per l'ideologia che ho io di calcio, tutta la vita difesa a 4, però capisco anche che in alcuni momenti o in alcune condizioni conviene di più giocarsela a 3, è più utile. Però staremo a vedere, io non sono allenatore, Ranieri lo è e di certo ne sa giusto un qualcosina in più di me. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!